Questa sera siamo a Susegana per conoscere una realtà imprenditoriale davvero importante. Siamo in compagnia del dottor Giuseppe Beltramin di Azimut per spiegare proprio la ragion d'essere di questa serata. Questa serata scaturisce da un evento che abbiamo tenuto a Milano a fine ottobre, dove abbiamo fatto incontrare imprenditori e finanza. Eravamo ben 14.000 presenze, cioè già un numero consistente e considerevole di persone, e per la prima volta il mondo finanziario ha incontrato l'economia reale, le aziende e gli imprenditori. L'Alta Marca Trevigiana è caratterizzata da un tessuto imprenditoriale di piccole e medie imprese che hanno reso grande il territorio e che ben sposa la nostra visione economica. Dottor Lorenzo Pragliola, lei all'interno di Azimut di che cosa si occupa? Io seguo le soluzioni di investimento legate all'economia reale e sono specialista di prodotto. Questa sera a Susegana, all'interno dell'Alta Marca Trevigiana, quindi un territorio, l'abbiamo ricordato prima, dove le piccole e medie imprese sono prevalenti, voi offrite e presentate dei prodotti particolari. Sì, in particolar modo uno che è legato a investimenti diretti in piccole e medie imprese, e la novità significativa che annunceremo anche qui questa sera è il fatto che soluzioni di investimento fino ad oggi consentite e permesse soltanto a persone estremamente ricche, tipicamente alle grandi famiglie note del nostro paese, sono accessibili a tutti. Quando dico a tutti, sono accessibili a tutti perché grazie ad Azimut, prima società in Italia e in Europa a ricevere il benestare per l'implementazione di queste strategie di investimento, è possibile con un centesimo di quello che era possibile semplicemente fino a 3 mesi fa accedere a questa nuova classe di attivo. Quindi voi in qualche modo vi occupate di custodire quelli che sono i patrimoni dei vostri clienti storici e di quelli che speriamo anche qui a Susegana saranno i clienti futuri. Mi permette di dire di custodire ma di accrescerne il valore, e oggi un valore straordinario che è alla portata di tutti a livello di conoscenza è rappresentato dal valore delle piccole e medie imprese nel nostro paese, vera ossatura dell'economia italiana. Oggi solo grazie ad Azimut chiunque può diventarne proprietario attraverso una soluzione di investimento che individua alcune aziende mirate che hanno il merito e la capacità di far crescere il valore investito nel tempo. Con il dottor Ugo Darè, allora parliamo di questa realtà, Azimut e quello che offre. Azimut è una realtà internazionale, una multinazionale ormai presente in 23 paesi, che offre dei servizi di risparmio gestito, gestione patrimoniale, finanza di vario tipo. In questo momento ci stiamo concentrando sulle iniziative corporate, sono circa 4 anni che stiamo sviluppando questo progetto, che oggi cerchiamo di portare sul territorio. Dottor Ceotto, lei lavorerà qui nell'Alta Marca Trevigiana in team con altri suoi colleghi. Sì, da qualche tempo con il collega Ugo Darè abbiamo iniziato un percorso comune per unire un po' quelle che sono le nostre competenze e di mettere a disposizione di quelli che sono i nostri clienti e i nostri potenziali clienti, con particolare attenzione dedicata un po' al mondo della nostra imprenditoria, delle imprese a cui ci rivolgiamo cercando di portare quello che la nostra società Azimut in qualche modo ci mette a disposizione per rendere disponibili le risorse che dal mondo della finanza possono concretamente essere recepite e disponibili di quello che è il nostro territorio che intendiamo valorizzare. Vogliamo anche orientare la nostra attenzione a quelle che possono essere le operazioni di finanza ordinaria e straordinaria collegate alle imprese che oggigiorno hanno una necessità di aprirsi un po' al mondo esterno, però mantenendo le caratteristiche collegate al nostro territorio. Quindi portare un po' del mondo della finanza o dell'alta finanza, renderlo disponibile per imprese che invece non sono abituate a ragionare in questi termini.